Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura la politica. Per il vice premier Matteo Salvini la questione siccità in Sicilia costituisce un'emergenza nazionale. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato in una question time alla Camera che si stanno attuando tutte le misure necessarie per superare le criticità che sono emerse e sono evidenti da anni. Si è ufficialmente insediato nel nuovo incarico di avvocato generale di Catania Angelo Busacca. La cerimonia si è svolta oggi a Palazzo di Giustizia nell'aula della Corte d'Appello. Si riaccendono i riflettori sulla morte di Anna Maria Atria, la giovane testimone di giustizia morta in circostanze mai chiarite a Roma nel 92. Adesso l'Associazione Nazionale Antimafia Rita Atria ha chiesto alla Procura Generale di Roma di prendere in carico le indagini. L'atto è stato depositato dall'avvocato Goffredo D'Antona del Foro di Catania. E adesso la cronaca: sono stati arrestati i presunti responsabili degli incendi di diverse auto tra Rosolini e Ispica avvenuti tra dicembre 2023 e gennaio 2024. In manette sono finiti 2 uomini di 25 e 33 anni. E in chiusura, come sempre, le previsioni meteo per domani: diramata allerta ondate di calore su Catania, Messina e Palermo, rischio incendi invece in tutte le province. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a domani.